L'ex consigliere comunale di Agrigento, Angelo Principato, in una sua nota plaude il libero consorzio comunale di Agrigento, noto come ex provincia regionale, per la sensibilità manifestata a seguito delle segnalazioni pervenute allo stesso ente e al tavolo istituito in prefettura insieme a Don Mario Sorce, dell'ufficio pastorale sociale della diocesi, il dottore Pezzino, del ministro delle infrastrutture onorevole Giancarlo Cancelleri, del dirigente dell'ANAS Mario Mele, i segretari della CGIL Buscemi, Cisl, Piraino e Gero Acquisto della UIL, per fare il punto sui lavori relativi ai collegamenti viari e sullo stato di avanzamento dei cantieri appaltati e da appaltare, in particolare per i lavori di manutenzione straordinaria dei tratti della strada provinciale 24 di Contrada Fauma, della strada provinciale ESA Contrada Fauma, iniziati oggi le procedure di gara per i lavori per un importo di base d'asta di 365.000 euro. Principato afferma come tutto ciò è stato frutto di numerosi incontri avuti con il prefetto del tempo di Agrigento, dottor Caputo, dal novembre del 2018 al marzo dell'anno successivo e che il 21 marzo del 2019 aveva incontrato e consegnato al prefetto una lettera aperta corredata di elaborati grafici nella quale erano esplicate le risoluzioni di alcune criticità sulla viabilità extraurbana dell'area prossima alla città di Agrigento. Durante questi incontri, continua Principato, con il prefetto, lo scrivente aveva avuto modo di illustrare le ipotesi prospettate. All'inizio del 2020 c'era stata anche una marcia di protesta promossa dal cartello sociale, formato dalla pastorale sociale della diocesi di Agrigento, dalle 3 sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, con la partecipazione del cardinale Montenegro e dei 43 sindaci dell'Agrigentino. L'esecuzione dei lavori indicati in oggetto permetterà di avere quindi una viabilità alternativa alla strada statale 115, di procedere al consolidamento del viadotto Re a Porto Empedocle, lavoro che avrebbe creato disagio alla popolazione in mancanza di una valida infrastruttura alternativa. Angelo Principato afferma come rimane disponibile a offrire inoltre la sua collaborazione alle istituzioni locali per migliorare la viabilità del territorio